Ciao amici della montagna, eccoci pronti per una nuova avventura. Ci troviamo al passo della Presolana, nella Bergamasca, e oggi il nostro obiettivo è arrivare alla Grotta dei Pagani, che si trova più o meno dovrebbe trovarsi più o meno a 3 ore da qua. Nel frattempo dovremo trovare a circa 45 minuti da qua il rifugio Casinelli, e poi arriveremo alla Cappella Savina e poi arriveremo alla Grotta dei Pagani. Dopo lì vedremo se fare il sentiero di ritorno e tornare dalla stessa parte, oppure se andare al rifugio Olmo e fare un giro più lungo. Comunque partiamo. Ciao a tutti. Eccoci il primo bivio. Allora, qui si può andare a Casinelli a destra, ma sono 2 ore e mezza, pazzesco, mentre di qui segna 45 minuti e l'ho già fatto, il sentiero non è per niente difficile, quindi conviene fare sicuramente questo. Guardate che spettacolo, ragazzi. Primo step raggiunto, rifugio Casinelli. Adesso, dopo il rifugio, proseguiamo e andiamo verso la Cappella Savina. Ci sentiamo là. Ciao ciao. Eccoci ragazzi, 1 ora e 45 e siamo arrivati al bivacco della Presolana. Da dietro c'è la Cappella Savina a 2 minuti. Adesso ci andiamo, il secondo step è raggiunto e dopo ci aspetta la Grotta dei Pagani. Dai che ce la facciamo! Ecco amici montanari, 2 ore esatte dalla partenza e raggiunto il secondo step. Guardate che spettacolo di panorama. Siamo arrivati alla Cappella Savina, da qui si vede anche il bivacco che abbiamo appena visto. Ora diretti alla Grotta dei Pagani, che è il nostro terzo step, e poi decideremo se andare al rifugio Olmo o tornare dalla stessa parte. Ci vediamo sulla grotta. Eccoci,
Terzo obiettivo raggiunto, Grotta di Pagani. Ma abbiamo pensato di tentare di arrivare al Rifugio Olmo, che danno da un'oretta da qui. Sentiero 3,20. Proviamo, dai. Ecco amici della montagna, dopo 4 ore arrivati al Rifugio Olmo, e questa dovrebbe essere la fine del nostro giro in salita. Dopo dobbiamo prendere il sentiero per tornare al Rifugio Casinelli e dopo per tornare alla macchina. Ma adesso ho una fame da lupi, mi mangio qualcosa e mi bevo qualcosa. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo. Ecco amici montanari, anche oggi il nostro giro è finito. È stato un bel giro perché alla fine con le pause abbiamo impiegato 6 ore. Spero comunque il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto vi invito a mettere un like sotto il video cliccando il pollice in su. Inoltre, se il video è stato di vostro interesse e volete rimanere aggiornati su altri video che farò in futuro, vi invito a cliccare la campanella e a registrarvi al mio canale. Un saluto, buona montagna a tutti, ciao, Domenico.